Oggi ragazzi è un'uscita di nuovo in doppio, come tanto tempo fa. Sono zavorrato anche oggi, ma non c'è Carlottina con me, c'è un nostro amico, cioè un mio amico. Attenzione. Comunque dovevamo andare a Itri Sperlunga, ma sui gruppi è iniziata a girare voce che a Mondragone c'era un mega maxi posto di blocco. Abbiamo preferito evitare, quindi ci stiamo dirigendo sul lago d'Averno, ci incontriamo con altri bikers e poi decidiamo dove cacchio andare. Ok. Impennare in doppio è tutta un'altra cosa, riesci a giocare con il peso ed è molto più divertente. Paga tutte e tre, a tutte e tre. Aspettate un secondo, scusatemi. Grazie. Non volevo far fare la fila per questo. Buona giornata, arrivederci. E buttiamo giù questo ginocchio. No. Se fosse in me, non dico voglio correre, voglio abbassare un po' la moto, non è che però le strade, cioè guardate qua, c'è voragini ovunque. Spendete soldi per fare i tossi, iniziate a levare i fossi, tanto non si può correre lo stesso. E adesso ragazzi, direzione Vesuvio, andiamo a fare 2 curvette sperando che l'asfalto sia pulito. C'è un vento in autostrada oggi assurdo. Traffico, c'è un po' di traffico. Traffico, levati. One eternity later. Perché c'è questo traffico? Voglio capire perché c'è traffico. Che senso ha se poi è così scorrevole? Cioè vi fermate da soli, siete intasati, cosa sta succedendo? Madre! Complimenti. Vi intasate da soli? Cioè, ma perché stringi? Perché stringete? Ah! Voglio capire, sperando che nessuno si faccia. Semplicemente ci siamo fatti il traffico perché hanno bucato una gomma. E noi ci stiamo facendo mezz'ora di traffico perché hanno bucato una gomma. Poi ti sale l'alterosclerosi, no? No, mi devono far arrabbiare così, io non lo so. Boh. Cioè vi sembra giusto? Vi sembra giusto? Che cacchio vi intrigate? Cioè andavano piano perché si dovevano fare i fatti di quelli. Mi hanno fatto arrabbiare, hai tu. Che bello farla slittare in curva controllata, perché essendo in doppio riesco anche a controllarla meglio. Sei pronta a salire sulle montagne russe? Qua ci sta una salita così, ci facciamo pure qualche salto. MT-09 devi diventare un mezzo da enduro. Salto, salto! Che cerca? Ah, terrazza dei golf è più sopra. Seguici. Accelera. La 09 sta inchiodata a terra. Brava 09. Continuate a salire, vedi che poi devi fare sempre curve, ti trovi sulla destra questa terrazza che affaccia sul Vesuvio. Noi andiamo un po' più veloce per questo. Buona giornata.
Ui, ginocchio, 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 ginocchio. Stavo andando pianissimo. Ginocchio, 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 ginocchio. Ah, oh. Abbiamo grattato 2 volte il pedalino. Però vorrei, cioè, ma guarda come le fate le curve. Poi vi prendete proprio tutta la carreggiata, veramente, però. Siete assurdi, siete. Oh. Brecciolino da panico, ragazzi. Wow, brutto proprio in quel punto, perché poi non si vede, l'asfalto è coperto dall'ombra, quindi non si vedeva un cazzo. C'ho un po' il cuore in gola, devo scaricare un po' di adrenalina. Impegniamo? Ah. Adrenalina scaricata, dai. No, abbiamo il pullman davanti. Si abbassa, si entra cattivi in curva, si scala di nuovo e si ributta nell'altra curva. Ah, cazzo, grattato il pedalino e anche il piede questa volta. Qui almeno ci facciamo 2 belle curvette, piano piano. Non dobbiamo correre per fare belle curve, ragazzi, eravamo a 50. Però il bello è di uscire col corpo, di seguire l'impostazione e puntare alla fine della curva. No, no, no! Non sporca le gomme! Non sporca le gomme, sennò dopo scivoli. Cioè, guardate quanto si allarga il pullman, guarda, guarda. Guarda, potresti stare 1 metro più stretto. Beati a voi che vi piace camminare. No, ma ti ripeto, non vi prendetevi tutta la corsia. Potete, perché tanto non è una strada a doppio senso e di qua ci sono le voragini. Cioè, secondo me godono nel mettere in difficoltà gli altri. Aia, sentito grattare? Devo portare pure la 09 in pista, non mi interessa. Questo motore deve andare in una pista. Dobbiamo sistemare quella che c'ho giù incidentata. È arrivato il momento. Brutto brecciolino bastardo. Ciao fra. Adesso andremo all'esplorazione, nella casa che fanno i riti satanici. Salvatore, vieni. Dove sta Salvatore? Abbiamo perso a Salvatore. Vado a prendere un attimo, che non sanno dove. Vi vengo a recuperare. E che bene che tatara? No! La fine del posto! Di qua, di qua! Vieni con me, ti porto ad esplorare il posto. Oggi il canale diventerà come Discovery Channel. Guarda, siamo qui all'interno di questa casa abbandonata. Qui una volta facevano le 7 spiritiche, come cazzo si dice? Ci sono calcinacci abbandonati, le bottiglie per il crack. Oh, delle scatole. Chissà cosa ci sarà in quelle scatole. Andiamo a scoprire. Oh. Qui è passata la mamma dell'amico che taggerai nei commenti. Oh, guarda qua. Volete scendere sotto? Venite, vi porto con me. State attenti, ragazzi, rischiate di cadere giù, C'è un motorino abbandonato. Era un Liberty. Oh! Un'altra mamma dell'amico taggato nei commenti è passata di qui. Ragazzi, stanno tutti appaiati. Cioè, c'è qualche strano feticismo. Scopriamo il mistero dello stivale di pelle. Cioè, guarda cosa ti sto portando a visitare. Guarda che bello. Qui venivano a fare i festini drogati. Nice. Non si vede, ragazzi, il Vesuvio nello sfondo perché siamo sul Vesuvio. Ma quanto è bella Napoli anche senza Vesuvio. Oggi mi sento Dora l'esploratrice. Ops. Ragazzi, chi ha mosso lo stivale? No, ragazzi, seriamente, non scherzate, va giù. No, e guardiamo come stanno. C'è un altarino, va giù. Fa abbastanza paura. Oh, un divano sprofondato dal piano di sopra. Mi addentro nell'oscurità. Oh cazzo, ho sentito un rumore, eravate voi? C'è uno che mi guarda, ragazzi, laggiù. Oh, un altro pozzo, va giù. Oh, ragazzi, no, andate indietro. Guarda com'è vuoto, no, vamo uscire levati da qua sopra. Oh,
Qua venivano a fare proprio i festini, quelli pesanti, quelli proprio stucudù. Ragazzi, vi è piaciuto il tour panoramico? No! Ok Google, portami a fuori grotta! Madò ragazzi, c'è. Ma quanto è bella Napoli! Spettacolo. Google, portami a fuori grotta! Sta facendo? Siete pronti a dare un po' di gas? Prima, dentro, gas a martello. Di nuovo pedalino a terra. E beh, abbiamo camminato un bel po'. Hai visto i pedalini come hanno grattato? Un casino di volte. Si stava scaccolando quello. Ehi tu tangenziale me, stai sempre a prenderti soldi, vaffan. No amo, ti conviene, mettiti sotto perché se viene in macchina non diamo passi. Perché mo la moto la devi far raffreddare. Adesso ci tocca lavare le moto. A few moments later. Linta e pinta. La terrò accesa finché vive, se non il caso ragazzi. Ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao. Ma dove? Ah, vedi, ecco perché la devo lasciare accesa, succedono sempre un sacco di cose.